Ciao e ben ritrovati a tutti. Oggi siamo sabato 30 marzo, sono le 10.06, sono 600 metri di quota e mi trovo nella caratteristica frazione di Enna, che è in comune di Torre Belvicino, e ho un attimo preso mano col percorso da fare oggi che mi condurrà al monte Enna e al suo omonimo forte. Vedete il tempo oggi un po' come ieri, polveroso, sahariano proprio. Intanto prendiamo zaino, bacchette e mettiamoci in cammino. Intanto vi mostro una prima panoramica che si può ammirare qui della frazione di Enna. Finché cammino vi dico due cose riguardo al Forte Enna. Il Forte Enna ha visto l'inizio della sua costruzione nel 1911, costruito sulla sommità di questa montagnola, e appunto durante la guerra serviva per difendere dalle avanzate austro-ungariche le vallate qui tra Schio, Torre Belvicino e dall'altra parte Posina, Laghi. Poi dopo la guerra fu dismesso dalla sua funzione militare e fu adibito a deposito di munizioni, quindi ha perso la sua operatività, diciamo. Infatti qui vedete una croce. Eccoci qua, intanto un po' sorpreso siamo arrivati al Monte Enna, o comunque alla sua indicazione, e lì infatti c'è l'indicazione per salire al forte. Contrada Forte Enna. Allora, siccome vorrò farmeli tutti i punti panoramici da vedere qui, adesso innanzitutto andrò all'osservatorio che è qui sopra. Qui c'è l'indicazione. Prima 100 metri fa ho lasciato la croce panoramica che andrò a vedere al ritorno, quindi adesso osservatorio, Forte Enna e dopo la croce. Mamma mia. Tra l'altro ho appena fatto amicizia con 4 uomini sotto qua, troppo forti. A Due Ville, Balsanvido, Isola e Vicenza. Ecco, dopo l'osservatorio dove purtroppo non si osservava proprio niente, sentiero del Forte Enna. Ecco qua miei cari, arrivato al Forte Enna e le sue indicazioni. Adesso mi perderò un po', mi immergerò nella lettura delle spiegazioni e dopo entrerò nel forte vero e proprio. Ecco qui, adesso stiamo camminando nella parte sommitale del forte. Vedete, questa qua è tutta la cupola soprastante. Adesso cercherò un punto dove scendere, anche se mi sa che dentro non è molto praticabile. E lì ci sarebbe un ingresso. Ecco qui ho trovato un sentierino per scendere, qui siamo già a un livello inferiore.
e qua sotto c'è un livello ancora inferiore. Mamma mia ragazzi, ma è gigantesco, guardate che profondità qua, porca miseria. Oh. Aspettate che giro l'angolo, provo a vedere cosa si vede da questa. Mamma mia, che roba! E che estensione, arriva fino in fondo là almeno. Cioè praticamente questa dovrebbe, cioè questo è la base, diciamo. Questo qua è un livello, poi c'è un altro livello qua e poi c'è la cupola sopra. Mamma mia, è impressionante a dir poco. Pazzesco, pensavo che fosse chissà che fortino piccolo, perché comunque non è che si sente tanto nominare tra i forti principali. Invece devo dire che veramente ti lascia a bocca aperta, perché appunto non aspettandoti chissà che gran opera, almeno in fatti di dimensioni. Mamma mia che tempo che inizia a venire avanti io. Oggi veloce pausa pranzo perché ho visto che stanno arrivando delle precipitazioni immancabili. Intanto qui ritorno per cambiare strada, perché ovviamente preferisco appunto fare un altro itinerario rispetto all'andata. Ho inforcato il sentiero delle erogazioni e tra l'altro con la pioggia che è iniziato a cadere e niente, mi farà sbucare prima in contrada Maule e dopo dietro il cimitero di Enna e poi da lì velocissimamente alla macchina. Ecco qui vedete forse che ha inizio il sentiero delle erogazioni, che per me è la sua fine, visto che l'ho appena fatto in discesa. Adesso continuerò ancora per poco fino a Contramaule. Intanto, santo cielo, guardate questo faggio, fa impressione. Ecco, in realtà questa è la vera fine del sentiero delle erogazioni con la prima stazione. Tanto vedete come ormai siamo arrivati alla civiltà. Alla fine mi sono un po' informato. Allora, questo qua è il gruppo del Pasubio, qua c'è il gruppo del Novegno, Pasubio, Sengio Alto. Il Carega è dietro Sengio Alto. Ecco qua, allora alle mie spalle è appena sbucata la sagoma della chiesa, quindi inizierò a tirare un po' le somme di quello che ho comunque visto e di come mi è sembrata questa escursione. Allora, questo tipo di escursione non è proprio il mio prototipo di escursioni preferite, perché comunque le mie escursioni preferite sono raggiungere una vetta con paesaggi aperti, mulettiere spartane e tutto. Qui è più una camminata turistica con un forte di guerra, però comunque di per sé non è neanche male, perché soprattutto non pensavo si trattasse di un forte così di dimensioni ragguardevoli. Effettivamente questo qua mi ha stupito, quindi è un punto a favore. Oggi però il tutto è stato penalizzato anche dalla giornata di per sé nuvolosa. Vabbè. Ecco dai, arrivo alle macchine e vi dico anche i dati numerici. Mamma mia, in paese qua è sabato e non c'è nessuno. Ci sono tantissime case tutte chiuse. Un gatto. Micio.
dicevo che ci sono tante case chiuse, qualcuna aperta perché prima più su le contrade più alte ho visto e sentito qualcuno che lavorava, però questi paesi penso siano ormai più come seconde case, paesi vissuti 365 giorni l'anno. Ecco, mi sono fermato un po' prima delle macchine perché ci sono persone proprio a fianco alla mia. Dunque, ho appena sospeso Komoot che mi ha indicato 8,28 km di escursione, 360 metri di dislivello e poco meno di 2 ore in movimento, quindi un'escursione fattibilissima. E passi 11.911 e sono le 13:21 e con questo ragazzi io vi saluto e vi rimando alla prossima escursione. Saluti finali con uno scorcio del Pasubio dietro la chiesa, meraviglioso proprio.